Eccoci e bentornato in un nuovo video. Qui oggi andiamo a vedere qual è il tragitto di uscita del dolore cronico attraverso un'infografica che ho preparato per te. È una di quelle infografiche che ti farà capire tutti i tasselli che mancavano e che legavano il tuo dolore cronico, che legavano il dolore all'emozione, che legavano il dolore al tuo sistema emotivo e di sistema nervoso. Bando alle ciance, andiamo direttamente a questa infografica che ho preparato per te e così mi dirai alla fine di questo video se ti rivedi in questo. E se ti rivedi in questo questionario, in questo infografica, è molto probabile che la via d'uscita è già lì di fronte a te e basta un passo in più che ti insegnerò a fare per uscirne definitivamente. Andiamo all'infografica. Vado a condividere lo schermo nuovamente. Andiamo all'infografica. Ok, la via d'uscita del dolore cronico. Ci sono differenti punti, ok? E questi differenti punti li andiamo a analizzare insieme, ok? Da dove iniziamo? Il dolore cronico è legato quindi al nostro stato d'animo. Il nostro stato d'animo è legato al nostro carattere. Il nostro carattere si è formato nei primi anni della nostra vita in base a esperienze, ok? Quindi il primo passo, dove dobbiamo andare indietro nel nostro passato, ovviamente, andiamo a vedere le esperienze difficili della nostra infanzia. Durante l'infanzia, adesso vi leggo questa infografica, il sistema nervoso impara a rilevare il pericolo. Con ogni esperienza che si sente fisicamente o emotivamente insicura, adesso questo italiano non è perfetto perché è stato tradotto dall'inglese, il cervello impara ad entrare più rapidamente in modalità protettiva e il suo sistema di allarme può diventare sempre più sensibile. Il nostro sistema nervoso è fatto lì per proteggerci, quindi anche un'esperienza difficile, emotiva, va ad attivare il nostro sistema nervoso. Più lo attiviamo, più si ricorda lui di attivarsi ad ogni minima cosa. Ecco che dobbiamo andare molto indietro a capire se abbiamo avuto delle esperienze difficili nella nostra infanzia, ma questo non vuol dire traumi veri e propri, potrebbero essere anche magari divorzi dei genitori, piuttosto che qualcuno ci ha preso in giro alle elementari, ehm, qualcosa che è successo magari in classe, a scuola, okay, in particolare, magari avvenimenti che non solo un avvenimento, potrebbero esserci stati più avvenimenti. Ecco che nello step 2 andiamo sulle strategie di compensazione. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a sfide, soprattutto qua parliamo quindi della nostra infanzia, i bambini spesso cercano di ridurre i conflitti comportandosi in modo perfetto. Ciò può portare ad essere perfezionisti, cercando di accontentare gli altri adulti. Il costo che ne deriva è uno stato di tensione e vigilanza appreso e continuativo nel sistema nervoso. Ecco che lì andiamo di nuovo a vedere come siamo stati, portati, come siamo stati educati, come ci hanno trattato i nostri genitori o come le persone di fianco a noi si sono comportate, okay, in base alle nostre azioni. Noi andiamo quindi a dire: "Okay, se, ehm, i miei 2 genitori sono sempre arrabbiati e mi portano a sgridarmi per ogni minima cosa, ecco che io devo essere sempre, perfetto in quello che faccio." Oppure se, sono uno dei 2 fratelli, diciamo è quello più, irrequieto, viene sempre sgridato, l'altro fratello è quello che cerca di fare sempre le cose, in modo diverso per accontentare, per far vedere che in realtà, c'è una nuova possibilità, che è una sorta di, compensazione proprio, okay, vera e propria compensazione che
viene fatto in modo inconscio, ok? Per evitare conflitti, principalmente. Evitare conflitti, che potrebbero essere con i genitori, con gli amici, ok? Quindi c'è sempre una compensazione. 3, potrebbero esserci state anche problemi di salute. Quindi questo tragitto è proprio il tragitto della persona che ha dolore cronico. Molte persone proprio arrivano a questi, non luoghi comuni, ma proprio a questi step. Io mi rivedo in tutti questi step, appunto. Quindi problemi di salute. Problemi di salute durante l'infanzia, quindi parliamo dai 0 ai 17 anni, possono avere un enorme impatto sulla tendenza del sistema nervoso a proteggersi, quindi grandi interventi chirurgici, lesioni o diagnosi, portiamo questo lì, ehm, diagnosi errate che possono portare alla catastrofizzazione del dolore, l'aumento dell'attività dell'amigdala, che è una parte del cervello che rilascia stress, e quindi ha una percezione più intensa del dolore. In questo caso per me è successo che mi sono, fatto male alla parte della mia ho avuto pubalgia grazie a un trauma fisico che poi si è perpetuato e si è perpetuato per molto tempo. Io catastrofizzavo il dolore perché pensavo: "Oh, c'è sempre qualcosa che non va, c'è qualcosa di rotto e starò sempre così e non farò mai il calciatore. Ecco che non dovevo andare a giocare quel giorno." Insomma, tutta una serie di scuse, tutta una serie di spiegazioni, legate quindi appunto al fatto che io avevo paura di non ritornare a stare bene. Soprattutto avevo fretta di tornare a stare bene. Quindi nel tuo caso potrebbero esserci state degli incidenti stradali, un colpo di frusta, se hai problemi al collo, okay, o magari vecchi interventi chirurgici, robe così. Numero 4, stress di tutti i giorni e quindi andiamo sempre qui, passo dopo passo, a portare sempre più stress nella nostra vita, perché ovviamente cresciamo, ci sono nuovi problemi, adesso non siamo più nell'infanzia, siamo nella parte adulta. Quindi quando il sistema nervoso iperprotettivo incontra lo stress quotidiano nell'età adulta, spesso risponde producendo sintomi fisici. Quindi sintomi fisici possiamo dire tensione, ansie, okay, attacchi di panico, iperventilazione, problematiche di pelle. Okay, ciò può manifestarsi sotto forma di mal di testa, problemi allo stomaco, tensione muscolare, mal di schiena, aumento del battito cardiaco e molti altri sintomi. Andiamo a mettere un altro tassello. Diventiamo ancora più grandi, siamo magari nella fascia dai 20 ai 30, nella parte 4 magari arriviamo dai 30 ai 40, eventi importanti nella nostra vita. Così come lo stress quotidiano può scatenare sintomi fisici, i grandi cambiamenti nella vita spesso possono coincidere con lo sviluppo di sintomi nuovi o peggiorati. Gli eventi comuni includono, vedi sotto, quindi eventi importanti nella vita: cambiamento nello stato delle relazioni, cambiamento di residenza, se viaggi molto e hai subito differenti stress da viaggio, io sono uno di questi, quindi morte o perdita di una speranza di una persona cara, vedi Covid e quant'altro, non dovrei neanche dire questo nome con la C. Cambiamento nell'occupazione o nella carriera, discriminazione continua, questo è molto, molto comune tra, persone che appunto arrivano da altri paesi e vivono nel nostro magari in Italia o magari italiani che vivono all'estero. Cambiamento nella situazione finanziaria, quindi stress da, pensare che non ho mai soldi per, pagare le bollette, c'è sempre un problema di punto di vista, finanziario, quindi problematiche di soldi. Coinvolgimento in una relazione abusiva, oppure proprio un evento traumatico, okay, traumatico che può essere o fisico o psicologico o tutti e 2, come potrebbe essere un incidente stradale. Quindi andiamo lì a di nuovo a portare ancora più stress nel corpo. Ecco che lì poi arrivano appunto i sintomi cronici. Punto 6. Come avevo detto nelle scorse lezioni, il sistema nervoso
aumenta di sensibilità in base anche a quante volte questi sensori del nostro corpo, l'amigdala, vanno a, mandare segnali al cervello, dal cervello verso il corpo, dal corpo verso il cervello. I sensori sono ambodirezionali, insomma, danno messaggi in doppia direzione. Quindi a quel punto ecco che arriviamo in un sistema nervoso ipersensibile. Quindi in qualsiasi momento un sistema nervoso iperattivo può raggiungere il suo punto critico e iniziare un ciclo dei sintomi cronici. Questi sintomi possono iniziare con una lesione, una patologia sottostante, vedremo poi dopo, o comparire improvvisamente. Ecco alcuni esempi comuni: mal di testa, l'hai avuto una volta, ecco che aumentano sempre di più. Mal di schiena, l'hai avuto una volta, ecco che aumenterà sempre di più, perché il tuo corpo è già ipersensibile. Quindi è vero che potrebbe essere all'inizio relativo a un incidente, però il problema di cronicità solitamente non è mai strutturale, ma è relativo al sistema nervoso ipersensibile. Quindi poi andiamo magari alla fibromialgia, la neuralgia del trigemino, sindrome di intestino irritabili e altri dolori persistenti per più di 3 mesi. Bene, spero che ti ritrovi in questo tragitto, la via d'uscita è qui davanti, lo vedremo nelle prossime lezioni. Se stai guardando questo video su YouTube, o vedrai altri video collegati a questo e se vuoi saperne di più vai su www.venezianoterapy.com. Se invece sei qui, perché hai acquistato il mio programma, lo vedremo nelle prossime lezioni in modo pratico cosa fare, okay? Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao.